Ok, la fogna la fai tu? Sì. Allora digli che rulliamo al punto Punto buongiorno, iniziale 610, no, al rifornimento rulliamo al punto più alto. Equipaggio marcato più 0. Ciao, 610 tratto ricevuto, buon pomeriggio, la 18 al vento 190 gradi, 1,5 nodi, il QNH 1015, riporta all'asta. QNH 1015, riporterà all'asta. Hotel 18 libero, al vento 190 gradi, 2,3 nodi. Copiato il video falliato. Ciao, 610 tratto, puoi ripetere? Copiato il vento e la pista 18, grazie, il messaggio solo 0. Corretto, il QNH 1015. 105 H, copiato il messaggio solo 0. Prego, Trento. Dove avanti? Mi conferma l'esenzione accisa oppure fate quella nazionale? Vai, l'esenzione accisa al corpo, con l'operatore. Corso finale Victory. Con 8 libero, al vento 190 gradi, 1,5 nodi. Libera il 18. Victory. Ok. Ok, sei tu? Facciamo le prove, vai. Apriamo il serbatoio. Per lasciare il circuito, montare la zona Sierra 253 metri. Il soggetto aperto ricevuto, richiama invertendo. Una sola Ok. Fai anche magneti. Ok, bene. Chiedi controlta e quando facciamo controlta facciamo il controllo. Pronto, il mio sensore rulla per il controppista vuoto. Attivo, mantieni, ti richiamo. Sì. Elettrica backup on. Trovo on, va bene. Pilota 9. Libera, prego. Ci siamo pronto, il controllista un'altra discrezione, portami per tanta la partenza. Riporterà il altro per la partenza iniziale solo 0. Torneco ai 4-4, arriviamo. 4. La bussola più o meno. Propeller tutto avanti. Sì. Tappa e taglia, andiamo via senza flap, ok? Sì, sì. Andiamo su tutto. Trim in posizione. Economia clienti, tanto buon pomeriggio. Come hai detto? Era tutto fuori. Perché quello che ha tarato prima non era... Economia clienti, tanto un 8 preferenziale, il vento 200 gradi, 10 nodi, il QNH 1015, riporta assolutamente sinistro 8. Sì. Verso Rovereto. Economia clienti, tanto la 1 preferenziale, il vento 200 gradi, 10 nodi, Col vento, molto brutta la base. 1015, riporta assolutamente sinistro. Bisogna già arrivare un po' alti, cazzo. Il bello per noi uomini. Ricevuto, che c'è un tutto a 0,5. Lo sai quando sono stappati di col motore, con la barra, vero? Io non andiamo su per il Taragnolo, Al limite veniamo giù. No, che non andiamo dal pista. No? Sì, vai. Io qua sono pronto per volare, dopo non lo cambio, adesso la fa culo. Questo è quello che ho fatto prima, No, no? ce l'ho, fai questa l'hai fatto? Questa è la strada bella da Segano. No, dobbiamo andare giù a Chioggia qua. Sì, ma io dico vola anche se non l'ho bene sbattuto. Va bene, va bene. Cosa dici, no? Lo metto io dopo. Ma se vuole modifichiamo però perdiamo tempo, adesso... Vabbè, ma lo facciamo mettere a Rovereto. Ok. Fai tu. L'importante è che gli do il vola quando è il momento. Sei il vola su quello, io mi faccio. Ah, ok. E tu sei collo? Occhio, mi vai via, penso sia lo squash. Tanto in vista riporta virando il finale 1. Cosa che hai detto, Marco? Io ho dato il volo, aspetta. Sì, che sei allineato e pronto alla partenza. Sì. Allineato pronto alla partenza iniziale solo 0. Siamo 030, precauzione allo spazio da fine pista, 1-8 libera per la partenza, il vento 170 gradi, 10 nodi, raffica 20. Vai. Virata per il finale 1-8 col traffico
vento 1,8 sinistro, vento 1,70 gradi, 1,09 di raffica 2,0. Copiato, grazie. Ok, tiriamo un po' su 80 finché... Ah, ok. Ma mica li dobbiamo riportare, no? Adesso 3-1, siamo e 5-5, intanto vai su verso... Ci siamo a 0, Trent, il volo 47, intenzioni? Il volo 47, lasceremo al Sierra e sarà un Trento Veneziano. Ci siamo a 0, Trento ricevuto, ti informo di traffico, elicottero KB mantiene il Sierra 1 tra 2500 piedi e 3000 piedi, mi confermi la quota acquisale? Noi saliremo a 4.500 ma lasceremo il Sierra più o meno 2500 piedi in salita per 4.5. Ma voglio informazione del Trento? Tutti le ragazzi a scuola, ciao, grazie. Grazie, ciao. Bravo, Uniform Charlie Hotel, Trento? Questo traffico tra le 0, noi siamo attualmente a nord del 0 Aiuto. Dove lo vedo? Guarda fuori. Sto guardando. Dovrebbe essere 500 piedi più alto di noi. Ok, allora mettiamoci su una... Transponder a posto il CS? Transponder dico. Posto? Sì, sì, a posto. Voilà. Ecco l'elicottero. Ti passo io, cazzo. Oh, è sbucato fuori da lì, Eccolo lì, lo vedi? A sinistra? Sì. Allargati un po' e te lo doppio. Passate sempre il traffico sulle zone in vista, lascia Aldeno per il campo. Charlie Hotel, Trento riporta il finale 1-8. Bene, molto bene. Andiamo dritti così per adesso, sempre in salita. Siamo a 2000, vedi che siamo... Poco però, vabbè, ma comunque siamo saliti bene fino adesso, non c'è problema. Passare il sistema delle fugazze, poi inizieremo subito la discesa, sovraschio. Sì. E andremo a 1500. Ok, io. Seguiremo per Vicenza, Padova Est e poi verso Chioggia, per poi dopo andare verso Malamocco e andare a Venezia. Ma entriamo in qualche CTR, Siamo fuori e siamo sotto. Okay. Per cui siamo in contatto comunque con Padova Informazioni, Sì. che è sulla 12415. Guarda qua, Dopo andremo a cercare la frequenza di Venezia Lido. Venezia Lido possiamo forse berci un caffè, che dici? Volentieri. C'è qualcosa? Un
cappello dovrebbe esserci. Macchinetta, ma... Trento l'India 610 lasciato il Sierra, 3000 piedi in salita per 4,5. 24 e 15, a dopo. No. Cos'è che ha detto 24 e 15? La frequenza di padre. Ok. Ok, qui puoi togliere anche la pompa d'aria e metti pure 90 e tieni 90, adesso tanto abbiamo tutto il tempo per salire bene. Siamo decollati, hai? Oh. Ce lo dirà l'applicazione. Neanche 5 minuti. India, Mike, Alfa Mike, buongiorno. Mike, Alfa Mike, tanto buon pomeriggio. India, Mike, Alfa Mike, volo VFR senza piano di volo, 2 persone a bordo, Bulgarini Gosh, totale Italfly. C'è un po' di... Là dentro, te lo dico io. Correzione 1.8 preferenziale, il vento 1. Se lo saliamo bene, ci becchiamo di quelle perle lì dentro, 5 lato sinistro nord. Quello è l'origlio, adesso tu non la vedi probabilmente. Rete Libia Charlie Hotel virando la base sinistra della 1.8 per simulata. Sì, casa tua praticamente. Casa mia lì. Cioè se viene Campo da sinistra, il vento 1.9 gradi di sciogli. Copiato. Tra poco lo vedi, aspetta. Faremo la simulata in pista. Aiuto. Trento, India, Mike, Alfa Mike, preferenziale 1.8, QNH 1015, riporterà lato sinistro. Bene, vai a 100 nodi e andiamo avanti, cerca di fare una tratta che ti faccia salire in qualche modo. In teoria sei da sud, questo è il costone più importante. Vai sul costone. L'importante è che non ci sia chiusura prima del passo, mi sembra, ma la numerosità, vedi? Ah, la fase più alta. Fase apparentemente più alta. Vorrei arrivare lì con la quota delle cime. Vorrei arrivare lì con la quota delle cime. Ah, no, siamo già sopra ormai. Valico. Cioè passo 6. Per cui andiamo a 4.500 per essere sicuri, Sì. anche perché poi dopo dobbiamo scendere, quindi non ti resta È buttata via. Se proprio non fosse aperta potremmo passarci sopra, allora dici sì, andiamo su. Sì. Insomma. Ma via fuori non ha molto senso. Qualcosa dava, eh? Ah sì, ma poca roba perché abbiamo dentro il motore, Tanto ormai va avanti. il vento 1.9 gradi 10 nodi, precauzione alla a sinistra. Eccola. Guarda che botta, guarda che figata, 1000 piedi. Non perdere velocità però. Sì. Perché sennò non è più una figata. Però si è sentita, No? Sì, ma preferisco la velocità. Sì, hai ragione.
Cioè, prima. Con un altro allievo, con Spadin, che deve fare l'avanzato. Ah, sta facendo l'avanzato? Non è uno di quelli che è sempre andato con me, prima? No. Sicuro, 4.000, quanto cazzo è il passo? Sì, sì. Non è quello. No, devi passarlo lì così però. No, è quanti piedi è? 4.000. Ok, dai, facciamo 4.500. No, guarda, no, vedi che si sta aprendo. Adesso non so se è aperto o se è chiuso, ma Sì. lo vediamo. Frequenza e sentiamo chi 28 mai 2, grazie per il tornamento, buona giornata, anche per te. vedi? Sembra aperto, È aperto, vedi che c'è tutta la cosa, quindi mettiti in prua il bigolone lì. Che cos'è il bigolone? Quel simbolo fallico che te lì. I momenti caduti, ma insomma. Sai che ognuno vede degli oggetti un po' astratti, diciamo? Ognuno vede ciò che desidera. Ah sì? Ma è un po' solo, Rendire. Sì. Bene. Sono curioso di vedere se becchiamo turbolenza questo passaggetto qua. Ma perché? Hai pure la turbolenza? No, la curiosità, oddio, non ti dico che è la cosa che mi piace più al mondo, la turbolenza, però voglio dire, sono curioso perché teoricamente qualcosa c'è, ci sono le basi di... è stretta, c'è il sottovento di quello, qualcosa si balla, guarda il basico dai. Quindi noi, un po' di cui di velocità di sicurezza, Qui ce n'hai più che voi, 110. Via. Via. Bigolone lì. Bene, quello davanti è Schio, per cui iniziamo da ora a scendere leggermente verso Schio. Alfa Romeo Charlie, Padova. Com'è che si chiama questo senso fare? Questo è il monumento ai caduti, poi non mi ricordo come si chiama. Ma come sono passati via? 139. Bello, no? Bellissimo. Ok, allora, prova per Schio, Sì. va bene così. Tra un po' farò il primo contatto. Come? Tra un po' farò il primo contatto. Ok. Con Padova. Padova informazioni. Bello. Padova, buongiorno, dall'India Charlie 610. India Charlie 310, Padova. Negativo l'India Charlie 610, noi saliremo di terra da Trento a Venezia Lido, attualmente appena usciti da Pian delle Fugazze, Ramida 5 in discesa per 1500, riporteremo Schio, Padova Est, Chioggia e Malamocco. India Charlie 610, Padova, ricevuto, guardi, dovrebbe avere in rotta opposta un Papa 2002, che ha lasciato il board di Vicenza ai 1500 piedi, in salita per 6 o 5 diretta ad Asiago, guardi fuori. Il QNH di zona 1016 mi conferma che non interesserà lo spazio aereo controllato di Treviso? Affermativo, non interesserò Treviso, guardiamo fuori per l'alto traffico 1016 là. Tutto corretto. Lo Charlie 610 in questo caso mi può riportare raggiungendo il board di Vicenza o il suo traverso.
copiato, riporteremo al traverso del VOR di Vicenza, 1500 in via Salina. Bene. Ti ha detto 1017? 9277 Padova. Avanti 9277. Ha copiato il traffico in rotta opposta, 3500 piedi, in discesa per 1500, un ultraleggero avanzato e è diretto al VOR di Vicenza. Abbiamo copiato il traffico, noi attualmente abbiamo lasciato il VOR di Vicenza in bound Bassano, passando i 3300 in salita per il 6005, quindi a 9277. No, un po' di più perché qui siamo in imprevisto, sennò. Charlie 610 Padova, la informo che la Romeo 39 è attiva e che sono attivi anche gli aeromodelli nella zona di 9, che è a nord-est di Thiene. Ha copiato le zone, l'India Salifano 0 stava passando i 3000 piedi in discesa e riporteremo attraverso del VOR di Vicenza, siamo già arrivati dall'altro traffico. Ricevuto. Fallo andare. Buttalo giù. Ascolta, ma secondo me sono i modelli, siamo un po' più sopra, no? No, qui siamo molto su. No, ma è che non possiamo stare sopra perché siamo a sotto 1500, siamo nella zona di Treviso avvicinamento. Ok. Dobbiamo stare fuori. Ok. Ormai non passiamo sopra Thiene, siamo proprio in qua. Poi andiamo tutti diretti a Padova Ovest. Tieni questa sua qui. Adesso io non le riconosco più le cittadine qua, Guarda Vicenza è là, laggiù. Ok. Questa è Thiene e a breve transitiamo sul traverso di Thiene dell'aeroporto. Ma lei ti ha detto di riportare al VOR, ma dove cazzo è? Ah, lo vedi lì? Vedo la carta. Ok. Siamo sotto comunque adesso? Siamo 2000, sì, lato traffico siamo sotto, No, ma non siamo in zona, assolutamente non siamo in zona di modellisti, no? Per cui adesso puoi scendere anche un po' meno e andiamo avanti un po' di più. Ricevuto, puoi riportare prossimo a Legnago. Prossimo a Legnago, 2000 piedi, Information India Papa Victor Lima Lima, request Marina di Ravenna, and then plane level 80 to coordinate to Amron. Allora, adesso vedi bene Da Papa Victor Lima Lima, Padova, Roger standby. tra un po' vedrai l'aeroporto e intanto vedi già il mare, Sì, il mare sì. Vado informazioni, India dal Taico a sud di Vicenza, inbound Grisignano di Socco. Ma sembra essere tutto storto così. India Alfa del Tempo, una pallina d'accordo, ma ricevuto, alla destra, più alla destra dritto. 4210. è dritto, la prima è dritta. 4210 super sfondo. Ecco, ogni tanto prende un po' di turbolenza. India Alfa del Tempo può contattare direttamente Treviso avvicinamento 120 decimali 405. 120-405, buona giornata India del Taico. Anche la velocità va, perché sennò prima andava a 610, no? Perché... Da Papa Victor Lima Lima Padova. Aspettate, perché non... Lima Lima. No, se non c'è la pallina in centro. India Papa Victor Lima Lima può contattare Bologna avvicinamento per la salita 133 decimali 775. 3-7-7-5 da Lima Lima, grazie. Adesso ci spostiamo un pelo verso pioggia, ok? Poi invece tagliamo. Informazioni India 7760. Allora, Padova informazione ha copiato India 7860, corretto? India 7760. Allora, India 7760 Padova. allora buongiorno, decollati dal Lido, diretti ad Argelato che è all'interno del CTR di Bologna, farete inbound Malamocco, sarebbe un Castel San Pietro, poi interesserà il corridoio senza interessare il CTR di Bologna. India 7760 Padova ricevuto, il QNH di zona 1016, che quota intende mantenere lungo la rotta? 1500 piedi sull'H. Tutto copiato, la informo di intenso traffico in tutta la zona, guardi fuori e può riportare attraversando il Po. Riporterò attraversando il Po, guardo fuori via 7760.
India Oscar Zulu Zulu Hotel Padova. Di Oscar Zulu Hotel è un Papa 208 senza piano di volo PR, al momento sopra Medicina 1100 piedi, sarà uno Zano via Lido di Venezia, Ravenna. Oscar Zulu Zulu Hotel Padova ricevuto, la quota che intende mantenere lungo la rotta? 1500 piedi. Quindi Oscar Zulu Zulu Hotel Padova ricevuto il QNH di zona 1016, intenso traffico in tutta la zona, può riportare attraversando il Po. QNH 1016 riporterà attraversando il Po di Oscar Zulu Zulu Hotel. Guarda che tiene l'autostrada. Inutile. Cominciano, Cominciano, sì. Va bene, per volta del centro lineare, Mount Tene 2800 piedi di scesa 2000. November 186 Delta Golf Padova ricevuto. Volendo, a 1500 piedi poi sorvolare a Venezia. Ha già uno stimato per l'atterraggio? Ho guardato sulla carta, è scritto 1500 ground, prime tra AGL. Dice primi novembre 3 volte. Perché quando è rosa è team per terra. November 186 Delta Golf Padova ricevuto, può riportare a Siena. Quando è rosa? Il prossimo team novembre 186 Delta Golf. Fino a GL. Padova, buon pomeriggio, India Alfa Mike 6501, riporterà Victor India La quota 40. fino a terra, giusto? Ma la quota 1500 c'è scritto. Ho capito, ma non puoi andare dentro. India Alfa Sopra il 1500 puoi passare. 01 Padova ricevuto. E dopo Victor India Charlie? Tutto puoi fare Venezia a rivolta. Ricevuto la vostra posizione attuale? Abbiamo lasciato l'ERTA a parte media. C'è Tessera, è là. C'è Tessera, Sì, cazzo. Ricevuto, può riportare a il CPR di Treviso per il cambio frequenza. La informo di Italia anche dell'aeroporto di Bosco Mantico. Delta Mike 6501 cortesemente, disregard. Dov'è che riportiamo noi? Malamocco, che è quel ponte lì, il porto lì. Porto di Malamoccola. Però non possiamo tagliare dentro perché siamo nella zona di Tessera. Dobbiamo andare sotto il controllo radar, avvicinamento di Venezia, la zona 1. Lì è Chioggia. Siamo una via di mezzo. Sì. Delta Mike 6501, Padova, QNH di zona 1016. Intenso traffico in tutta l'area, guardi fuori. Qua mi sa che ce lo becchiamo al traverso perché dentro viene, almeno prima era indicato di così e la pista è di così, no? Adesso vediamo cosa ci dicono. Adesso poi vediamo. Para sulla torretta o no quella pista? Sì, c'è Elena. Ok. Padova informazione, India Vito Lima India Sierra, prossimi a Ponte Semicolo con l'aeroporto di Padova in vista, cambierebbe con la locale 123. Lo sta Marco Polo l'aeroporto? Corretta la frequenza per le chiamate all'aria, chiudiamo le comunicazioni 2-2, ciao! Ciao India Sierra. Marghera dov'è? È là, da lì. Dove c'è tutto quello all'inizio? Sì. Vicino a Venezia, però sulla parte del terraferma, no? Esatto, dove sono quelle... Fabbriche, Esatto. camini, eccetera. Ma che brutta sta zona qua, Questa è la laguna. la laguna proprio. È una zona di pescatori, è una zona... Dovete comprarti un villino di quelli lì, no? Un Villino di quelli lì? Stare lì? canoa, Inverno ghiaccia, ti vuoi pattinare sopra? Sì, lo metto in dubbio, lo vago all'angolo, si può. Estate buona c'è le zanzare che c'ha la doppia para, sai, tipo CH47.
il mare al di qua della barriera è abbastanza calmo, no? Un po' ricrespato, vedi? Quelle lì sono navi. No, quella roba là non sono le onde? Sono navi. Quelle sì, ma quelle anche sono navi? Sì, sì. Ah, porco cane. Non lavarlo sto vetro che comunque. Ma comunque io conosco un buon oculista, Sa che avevo bisogno, cazzo. Bravo oculista, vorrei. Vedi quella casetta lì in mezzo? A te piacerebbe? Da lì è perfetta. La vendono poco, Ma che cazzo ci fai? Vabbè, se arrivi in barchetta... non ti rompi i coglioni nessuno, però. Non arriva neanche il postino a portarti gli atti giudiziari. E se viene lo vedi arrivare un'ora prima, ti butti dall'altra parte. Ma che figo! Guarda che figo qua! È bello o no? Bello! E fatti una foto, sembrano delle... infatti, cazzo! Vedo un cazzo, Perfetta. Oh. Kilo India 620, Padova. Qua lo dobbiamo riportare? No, ma la Mocco è lì che dobbiamo riportare, laggiù. Dove c'è il Mose. Ma dai, vuole! Delta Kilo India 620, Padova ricevuto, 120.6, buona serata. Adesso prendetelo un po' in mano tu, dai. Stacca il pilota automatico qua, basta slitta qua. Autopilot. Disconnect. Ok, arrivi fin lì, poi tra un po' tagliamo, poi ti prendi quella lingua e andiamo via dritti. Ok, tenere la quota. Adesso qui al mare vedrai che diventa tutto più liscio perché il mare lì sta... Non ci sono ostacoli. Possiamo andare anche in Croazia, visto che siamo qua. Perché ci vorrà arrivare via? Mike, Hotel, Padova, good evening to you. Da qua. Senta Mike, Hotel, for Ravenna, Loretta? Roma Urde, position San Pietro in Bagno, for traffic information. Se li può parla? Ho dritto lì su quel paesetto e poi dopo giriamo. Delta Mike, Hotel, Padova, Roger, call you back. Il tuo volume della voce è così, quello della tipa è così, ma non sei toccato? Quello che dici? Delta Mike 6501, Padova. Sì, un po' meglio. Abbiamo lanci para attivi militari insieme. In questo momento Ok, vai, lascia così. Copiato i lanci parassutieri, eviteremo la zona. No, ma è incredibile qua, cioè, sembra impossibile una linguetta così tutta... Delta Mike, Hotel, Padova, Adesso la spiaggia, quella è Jesolo? No, Jesolo è già. Cos'è quello? C'è la spiaggia? È lì in causa. Oh, cazzo, faccio 100 piedi. È il tedesco che perde veramente, non ce la faceva. Guarda che bello che è, Bellissimo. vai pure. Onda santa. Ma dov'è il Mose? Ed è sotto quelle entrate lì, una è là, una è qua sotto. Questa è lì, no? Roger, Che figata. and
Io sto per capire, dov'è la nostra destinazione? In avanti, di Venezia a fianco. Adesso poi, una volta che passiamo Malamocco, iniziamo il centro. Quando sei più o meno lì, per il telefono voglio fare un mattino a Venezia. Information on frequency 125.750. And in any case, the Poligno area is active. India is active. I can call over information 125.750. Thank you. Padova India, Charlie 610, prossimo al porto di Malamocco e al cambio su Venezia Lido. 48 is active. Romeo 48 is active. Thank you. Carlo Cazza. Padova informazioni di India Charlie 610 sul porto di Malamocco, prossimo al cambio per Lido. Avanti per chi siamo a Padova? India Charlie 610, siamo a Padova. 9849 Padova. Figa. Passando il po' a sud, inbound dal gelato per le 5. Fino al centro. Chi sei te? Ricevuto, puoi riportare il traverso di Ferrara. Padova, 91.8, contiene il secondario locale 121-205. È l'India Tango Romeo che sta chiamando? Vengo 86 Delta Golf, in vista di declassificazione del piano di volo. Number 186 Delta Golf Padova ricevuto, chiudiamo il piano di volo ai 29. Da questo momento il servizio allarme e il servizio informazioni volo non sono più garantiti e la informo di lanci militari su Tiane e l'aereo dei lanci para sta salendo. Il piano non ci pare su Tiene e 29 ci sono volo, non abbiamo trovato. Padova l'India, soluzione 0 con il cambio per il Lido. Non ci sei. Lido informazioni, buongiorno dall'India, soluzione 0. Charlie 610 Lido con D. Buongiorno l'India, soluzione 0, Mike Romeo 2 Sierra, da Trento a voi, attualmente appena lasciato il porto di Malamocco, 1000 piedi in discesa per voi. Charlie 610 Lido reporting sottovento sinistro, pista 23, 2160 gradi 7 nodi, QNH 1016. Informo di traffico Papa 28 Romeo, prossimo ad allineamento a partenza 2-3. Sarà a sinistra poi, inbound Papa Zulu Eco 1. Copiato, riporteremo in sottovento sinistro per la 2-3 in via Telefonzero. Lido Radio Delta Eco Romeo India November, holding point, runway 23, line up and take off. November Lido copy the traffic information advanced ultralight leaving Papa Zulu Sierra 3 inbound the left downway runway 23. Runway 23 is free for departure, wind 150 degrees 7 knots, after departure will be left turn inbound Papa Zulu Echo 1. Runway 23 after departure will be left turn inbound via Lido di Jesole, Papa Zulu Echo 1, Delta Echo Romeo India November. Dov'è? Da dentro? In quel verde? Sì. Dovrebbe essere messa di così però, no? Come siamo noi? Sì, 2-3, esatto, siamo, poi adesso facciamo così se la vedi così, tipo, ora ti piace un po'. Cazzo, devo fare la foto. Come stai? Tutto bene? Sono Marco. Ce ne chiamava il Lido? Sì, ciao, sono Marco, come stai? Ciao Marco, bene, grazie. Sa
l'H che è leggermente cambiato, non mi ricordo più cosa ha detto, 1015 mi sembra. No, 106. E qui andiamo nel porto dove escono le grandi navi, dove uscivano quantomeno, dove sono. Esatto. Comunque, ecco che stiamo con le nostre procedure. Ok. Ritardo. Questo vento. Siamo Avanti. La pompa. Là ci sono 1,5, dove sono 7, vabbè. Sì, perché tanto. India November leader, Airman at 33, report Zulu Echo 1. Facciamo un caffettino veloce? Sì, dai. We report Papa Zulu November, Papa Zulu Echo 1, Delta Echo Romeo, India November. Forse la nave chiaramente non passi. È alta, Un po' lenti. Ah, va bene. Che figata. È in finale sul 2-3, l'India sale 1-0. Pista 1-0 il Lido, pista 2-3 libera, vento 1, 60 gradi 7 nodi. È un po' avanti, tanto è lungo. Sì, sì. Lascio fare, sai. Lo porto un po' avanti, se no. Se facciamo. Ora ci mettiamo. Cos'è che ti ha detto la direzione 21-6? Cos'è che l'ha detto? Sì, sì. Questa è l'India Charlie 60, si fermerà un quarto d'ora, dove possiamo parcheggiare? Deliberare a destra e parcheggiare sul prato. Vicino ai 242 va bene? Sì, dove preferite. Grazie, ciao. Andiamo là. Bombe battiamo sull'ara del quello, no? Dopo lo spandiamo indietro, lo mettiamo un po' in... Certo. Lo fa lui che è terrazzo. La navigazione sì, lo fa lui, però tu fai